petto, scusate, sporca il pallone, sarà primo corner in favore del Latina, ancora qualche secondo con la formazione di Piero Basile che batterà una rimessa proprio nella zona degli spogliatoi. Eccolo qui Igor Vignole, abbiamo detto, giocatore che al Caos il 12 novembre ha segnato il suo primo gol in Serie A, rimessa in zona d'attacco per Avesino, deviazione e quindi calcio d'angolo, chiama lo schema il giocatore argentino. C'è Mauro Castagna che va a difendere su Maina, poi lo scarico all'indietro per Battistoni, deviazione, quindi nuovamente in zona d'attacco la squadra di Piero Basile. Tifo incessante della squadra dei tifosi dell'Imola, i cappellacci matti, tifo organizzato, di testa ci prova Battistoni con una mano, Juninho Devanir rissato la fa sua e fa subito ripartire José Rever Cortés, la ruleta di Rever Cortés per Castagna, la palla rimane lì e poi la deviazione di Hugo Bernardez in calcio d'angolo. Ha rischiato moltissimo il Latina dopo 24 secondi di questo primo tempo, il gioco di prestigio di Rever Cortés, poi lo scarico di Castagna verso Marzio Borges, la deviazione di Bernardez in calcio d'angolo per la MA Group Imola, se ne incarica Vignole all'indietro per Rever Cortés, la respinta di Simone Kink, è partito bene il giocatore spagnolo, una delle rivelazioni di questo campionato, è il capocannoniere della MA Group Imola con 7 reti così come Fabinho. Lo scorso anno furono 23 soltanto nella regular season per il giocatore spagnolo che ama anche il padel. Proprio il destro ed eccolo il gol del vantaggio della MA Group Imola, proprio con lui, proprio con José Rever Cortés. I gol diventano 8, un bacio alla fidanzata dai tifosi e c'è il gol del vantaggio della formazione di casa subito con José Rever Cortés che ha trovato il varco nella difesa del Latina. Rivediamo lo scarico all'indietro e il destro secco di José Rever Cortés, palla che passa sotto le gambe di Chinchio, forse un po' sorpreso dalla traiettoria disegnata dallo spagnolo, e quindi arriva il gol del vantaggio dell'Imola, lo segna José Rever Cortés. Francesco Puma, bordocampo. Eh sì, sorpreso Chinchio, perché sembrerebbe che la deviazione sia stata poi di Castagna, dunque non so se poi possiamo avere anche un altro replay, ma da qui, da bordocampo, il gol sembra essere stato di Castagna. Lo rivedremo dunque nel replay. Comunque quello che importa è che l'Imola è già in vantaggio. Pallone questa volta è sbagliato per Marzio Borges. Il Latina che dunque prova a imbastire una reazione. Battistoni all'indietro per Avesino, ancora Battistoni per Hugo Bernardez, è incessante la pressione della squadra di Vanni Pedrini che qui si agita davanti alla nostra postazione, davvero incessante l'apporto anche del tecnico che di professione fa il personal trainer in palestra. E il pomeriggio ha costruito questo miracolo qui, miracolo MA Group Imola. Arriva il vantaggio anche della Luparense sul campo della Camedosson, si sblocca anche il secondo risultato in quest'11ª giornata del girone di andata. Avesino va sul punto di battuta, c'è Maina che si stacca dai blocchi, potrebbe anche calciare, poi lo scarico ancora per Avesino, para proprio Bernardez, palla che rimane lì con Battistoni che chiede il fallo di mano di Marzio Borges non sanzionato. Riparte l'Imola proprio con Borges, 1 contro 1, lo scarico verso Castagna e allontana la minaccia il Latina. Ma è un'Imola che quando riparte può essere devastante e andiamo dunque a rivedere il gol, se veramente c'è stata deviazione. Sembrerebbe di sì, è una deviazione impercettibile, magari chiederemo proprio nell'intervallo o a Rever Cortés o a Mauro Castagna se davvero la paternità è del numero 7 o del numero 9. Quel che importa per Vanni Pedrini è che la MA Group conduce per 1-0 qui al Palacavina sul Axel Group Latina, dunque una MA Group Imola che si staccherebbe dal gruppetto di squadre a 16 punti. Pallone ancora per Castagna che prova a girarsi in rovesciata. Buona l'idea, sicuramente meno l'esecuzione. Mauro Castagna, seconda stagione con la maglia della MA Group Imola. Già 6 gol in questa stagione per il 22enne che si è tolto la soddisfazione di esordire in nazionale con una doppietta proprio a Imola. Confermato Castagna anche per il doppio impegno che la nazionale di Menichelli ha sostenuto in Slovenia, quindi Castagna che potrebbe, anzi già centrato nelle rotazioni del CT azzurro. Battistoni che invece il mondiale lo ha vinto, Maina prova a mettersi sul sinistro, c'è forse la deviazione di Juninho, vediamo se gli arbitri hanno visto la pizzicata del pallone.
Rivediamo dunque il sinistro di Lucas Maina con il tocco forse leggerissimo da parte di Juninho, dunque corner per il Latina già battuto con Bernardez, lo scarico per Avegino che mette dentro ancora José Rever Cortés che fa anche il difensore. 2 minuti e 2 secondi sul cronometro di questo primo tempo. Imola 1, Latina 0, il gol di José Rever Cortés o Mauro Castagna, poi lo chiariremo. Pallone da sul secondo palo, Maina! E c'è il grande intervento di Juninho Devanir Rissato, portiere arrivato in Italia con Leopoldo Capurzo che lo ha portato nel suo caos, portiere che ha anche il vizio del gol ma che, come ha dimostrato in questa circostanza, sa anche parare. Rivediamo il grandissimo riflesso di Juninho, occhio al break intanto dell'Imola con Rever Cortés che può aprire per Borges, ancora Revert che invece sceglie il lato destro per Castagna. Non c'è il fallo di Gerardo Battistoni, sarà soltanto rimessa in zona d'attacco per l'Imola con Castagna, cenno di intesa con i compagni, si prepara a entrare in campo Fabinho. Quando lo farà racconteremo anche la sua di storia molto particolare quella di Fabinho. Marcio Borges all'indietro per Rever Cortés, davvero uomo ovunque dell'Imola, prova anche ad andarsene, calcia bene sia col destro che col sinistro, questa volta preferisce il nuovo giro palla con Vignoli. Poi il passaggio all'indietro per Juninho che ha sempre 4 secondi per spossessarsi del pallone, lancio lungo per Rever Cortés che è altissimo ma questa volta non può arrampicarsi al terzo piano. Colpo di testa soltanto tentato e palla che finisce tra le mani di Simone Chinchio che ha già aperto a sinistra per Battistoni. Vediamo come reagisce il Latina, lo ha fatto molto bene già con il sinistro di Lucas Maina, ottimamente deviato da Juninho. Bernardez, ancora Rever Cortés, il ripiegamento difensivo, gli strappa il pallone, poi però lo perde. Qui c'è il fallo un po' ingenuo da parte di Mauro Castagna su Avellino e dunque arriva anche il cambio, va in panchina Mauro Castagna, al suo posto Fabinho Rodriguez da Silva. 7 gol in campionato fino all'inizio di questo match, era il capocannoniere con 7 assieme a Rever Cortés che però ha già fatto 8 con il vantaggio dopo soli 30 secondi dell'Imola qui al Palacavina. Rimessa in zona d'attacco, forse corner in favore della squadra di Piero Basile, se ne incarica Hugo Bernardez, arrivato dall'Inter Movistar, stagione strepitosa in Italia con il Cagliari nel 2014-15 con addirittura 35 reti, quest'anno 3 gol in stagione per Hugo Bernardez che però in questo caso non ha centrato la porta e dunque andiamo a sentire la reazione di Piero Basile al vantaggio dell'Imola con Francesco Puma. La reazione sta nel fatto che Basile sta per operare 2 se non 3 cambi pronti ad entrare. Corso Picapau che rientra dopo un infortunio e si è alzato anche Terenzi, ora si è rimesso in panchina ma insomma per vederlo in campo mancherà poco. Così come Mauro Castagna anche Andrea Terenzi ultimamente è rientrato nel giro della nazionale, un Terenzi che è anche l'allenatore dell'Under 21 dell'Axed Group di Latina, giocatore classe 1989 che aveva iniziato con il calcio a 11 addirittura nella Roma e poi dal 2005 è tornato a Latina, ha fatto tutto il settore giovanile fino alla nazionale. Rimessa per Igor Vignoli, il tocco per Fabinho che questa volta non riesce a calciare, poi nuova rimessa laterale in favore dell'Imola, chiede più grinta e più personalità Piero Basile, lo abbiamo visto davanti alla sua panchina. Arriva lentamente José Rever Cortés a battere questa rimessa, all'indietro si va da Vignoli, ancora Rever Cortés, questa volta perde il duello con Battistoni che apre a sinistra per Maina, non trova sbocchi e dunque riparte da destra da Hugo Bernardez, ben disposta in questo caso la difesa dell'Imola, il destro di Bernardez, ancora un buon intervento da parte di Juninho, uno dei grandissimi protagonisti della promozione dell'Imola dello scorso anno. Rivediamo il destro molto insidioso di Bernardez e la deviazione di Juninho che si è disteso sulla destra, quasi una parata da portiere di calcio, corner che ha già battuto Picapau, arriva il destro al volo, la volée tentata da Battistoni, ribattuta da Toni Jelavic, anche lui primo ingresso in campo, il giocatore croato che ha anche segnato nel settembre 2015 alla nostra nazionale. Eccolo Jelavic, pallone per Juninho che fa spesso il portiere di movimento, a buoni piedi, lo dimostra anche in questo caso, esce Chinchio, riesce a calciare comunque alleggerendo la manovra per l'Axed Group Latina. Eccolo qui Simone Chinchio, prima convocazione proprio a novembre nella doppia amichevole contro
la Romania. Nato a Sezze, il portiere del Latina, passato anche per la Carlisport Cogianco, ma poi adesso uno dei punti di forza della formazione di Basile. Eccolo qui Juninho che avanza fin oltre la metà campo. Ricordiamo che non vige la regola del singolo retropassaggio nella metà campo avversaria, quindi Juninho può toccare la palla quante volte vuole. Ora non più perché è tornato in zona della sua porta. Fabinho, destro centrale. Nessun problema per Chinchio che controlla e ha già messo in movimento Sebastian Corso. Eccolo Douglas Barp Picapau, nativo di Chapecó, dunque ha vissuto in maniera vicina la tragedia che ha colpito la squadra brasiliana. Tantissimi post sui social network per il giocatore con la maglia numero 10 che ha sofferto molto, di fatto la squadra della sua città. Sebastian Corso a sinistra per Battistoni che prova a rientrare sul destro. Gli sradica il pallone Marcio Borges, poi voleva anche la rimessa laterale, questa volta non è d'accordo il secondo arbitro Alessandro Merenda di Reggio Calabria. La palla qui rimpalla forse sul piede di Battistoni, poteva starci forse in questo caso la rimessa in favore dell'Imola, comunque decisione difficile per il direttore di gara di Reggio Calabria. Picapau 1 contro 1 con Marcio Borges, brevilinei entrambi. Battistoni sterza ancora sul destro da Fabinho, Battistoni destro non deviato, pallone direttamente sul fondo. Juninho voleva rimettere immediatamente il pallone in zona d'attacco, ci riesce, eccolo qui con Borges. Vignoli, apertura a destra per Fabinho, ancora Borges per Jelavic. Questa volta è alta la pressione del Latina che evidentemente dopo il gol dello svantaggio ha subito voglia di tornare in gara e lo fa alzando la pressione fino alla area avversaria. Pallone in verticale per Fabinho che difende dall'attacco di Andrea Terenzi che commette fallo, quindi primo fallo anche in favore del Latina. Cambia il terzo risultato, Cioli Cogianco 1, Lazio 0 in un Pala Cesaroni che questa sera riapre nel pieno della sua capienza. Rivediamo qui Terenzi che si è aggrappato alla maglia di Fabinho. Fabinho che detiene un record storico, è suo il gol più veloce nella storia dei tornei di calcio organizzati dalla FIFA. Ben 9 anni fa gli bastarono 9 secondi in un Brasile-Nuova Zelanda del mondiale Under 17 in Corea. Eccolo qui, proprio Fabinho che prova a alzare il pallonetto su Chinchio, poi non riesce a frenare l'impeto, fallo in gioco pericoloso sul portiere del Latina. Eccolo qui, Fabinho Rodriguez da Silva riuscì a superare il record di Hakan Şükür che in un Turchia-Corea finale per il terzo posto del mondiale del 2002 segnò dopo 11 secondi. Nel 2007 è toccato a Fabinho che poi dal calcio a 11 è passato al futsal e lo ritroviamo qui questa sera al Palacavina, una delle scoperte dell'Imola e del direttore sportivo Andrea Sabalino. Picapau, apertura per Battistoni, ancora non è mai uscito, 5 minuti e 41 di gioco continuo per l'argentino campione del mondo. Terenzi, ancora Battistoni, è l'unico giocatore di movimento del Latina ancora in campo dal kick-off. Corso all'indietro ancora per Picapau, questa volta difende a metà campo l'Imola. Terenzi, ancora una volta Picapau che fa il playmaker, poi torna sul fronte sinistro per Sebastian Corso. Cercano molto i compagni Picapau, qui arriva il fallo fischiato a un altro neoentrato, Maurizio Napoletano, classe 1996. E quindi per Napoletano si tratta del primo ingresso in campo, giocatore nato tra l'altro in provincia di Napoli, a Castellammare di Stabia, quindi napoletano di nome e di fatto, ma che si è formato nelle Marche, prima nel Fano, poi nell'Italservice Pesaro Fano. Corso, cambio di lato buono per Terenzi, ancora Sebastian Corso che si alterna con Picapau nel ruolo di playmaker. Battistoni chiedeva ancora una volta il fallo, ancora di Napoletano. Chinchio, lancio lungo, questa volta è buono per Battistoni che doveva faticare molto nell'aggancio, forse commette anche fallo, vediamo se gli arbitri sanzionano il fallo di mano. No, semplicemente il pallone era uscito dalla linea laterale. Verticalizzazione imbucata di Rever Cortés per Castagna, pallone che termina comodamente tra le braccia di Simone Chinchio. Battistoni per Avecino, prova a mettersi in proprio il numero 20, ancora Picapau, rientra sul sinistro, poi Avecino perde il contrasto, non avrà neanche la possibilità di riprendere ad attaccare con la rimessa laterale. Arriva velocissimo Vanni Pedrini a chiamare il time out, vediamo se verrà concesso. Esattamente sì, quindi Vanni Pedrini è riuscito nel suo intento, quello
di recuperare il time out e andremo proprio a sentire quello che avrà da dire il tecnico di Dozza, classe 1980, ai suoi giocatori. Allora, Napo, guarda la palla, se riesci a orientare da una parte il gioco oppure si gira, allora vai sulle linee di passaggio, altrimenti dai la copertura e ci esci dopo, ok? Quando esci in pressione forte non lo fai girare, ok? Iela, cambia con Igor, ok? Partiamo così, Osè sta in campo, Napo continua, Mauro lì davanti, fai la copertura, ti alzi in relazione al tempo di uscita del laterale, ok? Non dormiamo sul lato, mettiamo pressione, altrimenti la girano, soprattutto quando non c'è Maina che fanno 4-0. Dai, andiamo! Dai. Una serie di indicazioni infinita, tattiche di Vanni Pedrini. Questo era il tecnico della MA Group Imola. Andiamo a sentire sull'altra panchina cosa ha detto Piero Basile ai suoi, Francesco Puma. Basile ha detto: quando non c'è Maina, che non possiamo giocare in profondità, giochiamo con tranquillità il pallone. Poi una curiosità, Corso è rientrato in panchina e ha chiesto il cambio della palla, ha detto: con questo pallone non si può giocare, cambio del pallone, che credo sia avvenuto in questi istanti. E quindi entrambi i time out, sia di Vanni Pedrini che di Basile, che abbiamo visto inquadrato pochi istanti fa, hanno considerato il gioco con o senza Lucas Maina. Sicuramente sposta molto per l'economia del Latina. 11 reti per il 31enne storico capitano della formazione pontina. Eccolo qui in possesso palla proprio Maina. Duello di chili e centimetri con Igor Vignoli, poi perde palla, occhio al break dell'Imola con Napoletano che va a sinistra da Vignoli, sbaglia il servizio per il capitano, che comunque ha un cenno d'intesa con il giovanissimo giocatore con la maglia numero 5. Ovviamente Vanni Pedrini chiede un sacrificio a tutti, considerando che in un'Imola già con le rotazioni limitate manca anche lo squalificato De Hilton, dunque minuti importanti e preziosi per un giocatore che sta crescendo molto come Maurizio Napoletano. Vignoli, Rever Cortés, altissima ancora una volta la pressione del Latina. Castagna nuovamente per Revert, cambio di lato ottimo in favore di Vignoli, poi Maina sbaglia il passaggio, Castagna potrebbe anche provare il sinistro, c'è un nuovo fallo fischiato ad Andrea Terenzi. Secondo fallo commesso dal Latina, è il secondo fallo proprio per Andrea Terenzi, che qui ostacola Mauro Castagna. Compagni in nazionale chiedevano il cartellino giallo qui dalla panchina dell'Imola, invece è soltanto calcio di punizione che si incaricherà di battere poco dietro il dischetto del tiro libero dei 10 metri José Rever Cortés, ma c'è anche Toni Jelavic che, se non ricordiamo male, ha un sinistro potentissimo. Vediamo se andrà lo spagnolo o andrà il croato, aspettiamo il fischio dei direttori di gara. Due giganti in barriera, Bernardez e Maina. Dovrebbe andare proprio Rever Cortés, che poi scarica per Vignoli. Ancora Revert, si gioca sul perimetro, giocata male in questo caso. Il calcio di punizione dal quintetto di Vanni Pedrini. Arriva il fallo commesso da Igor Vignoli e arriva anche il primo cartellino giallo dopo 8 minuti e un secondo. Finisce sul taccuino degli arbitri Igor Vignoli. Non c'è nessun diffidato in questa partita, lo era De Hilton fino a sabato scorso, poi l'Imola ha avuto il quinto cartellino giallo stagionale del numero 2, che dunque è andato in squalifica. Imola che ha sfiorato una grandissima impresa sabato scorso a San Martino di Lupari. 4-4 il finale, con la MA Group raggiunta a soli 3 secondi dalla sirena, dal calcio di rigore di Edgar Bertoni. Un Imola che aveva già compiuto un'altra impresa simile, sempre un 4-3 sul campo dell'Acqua e Sapone Unigros. Una sola sconfitta in casa invece per la squadra di Pedrini, quella arrivata per 5-1 contro il Pescara. Per il resto 3 vittorie contro Lazio, Futsal-Isola e nel primo derby emiliano-romagnolo della storia della Serie A contro il Caos Futsal, con il gol dell'ex Igor Vignoli. Bernardes, Terenzi, apertura a destra per Lucas Maina, che deve fronteggiare ancora Rever Cortés, lo porta sull'esterno, poi arriva il raddoppio di marcatura di Marzio Borges. Sarà rimessa quando sono trascorsi 8 minuti e 34 secondi di questo primo tempo. Cambia anche il risultato al palaboschetto di Ferrara. Caos Futsal 1, Acqua e Sapone Unigros 0. Avegino prova il ribaltamento subito verso Ugo Bernardez, che sbaglia il primo aggancio, e quindi arriva il cambio di pivot
fuori Mauro Castagna, dentro Fabinho. Esperienza nel calcio a 11 con la Juventude e con l'Internazionale di Porto Alegre, poi ha girato l'Europa, ha giocato in Grecia ed eccolo qui in Italia. All'indietro Vignoli, ancora per Rever Cortés, utilizzato moltissimo da Pedrini. Marzio Borges prova a girarsi sfruttando il suo essere molto ma molto veloce nello stretto, con Marzio Borges arrivato anche lui come Juninho in Italia grazie a mister Leopoldo Capurzo, lo scorso anno 28 reti in regular season, secondo capocannoniere del girone A di Serie A2, più 8 reti nei playoff, quindi una delle bandiere dell'Imola. È arrivato nel 2012, ancora un fallo fischiato questa volta a Fabinho. È già esaurito il bonus, abbiamo sentito la sirena, 9 minuti 5 secondi, l'Imola è già a 5 falli. L'intervento di Fabinho, che non ha proprio uno sguardo di chi è d'accordo, però quel che conta è il fischio dell'arbitro. 5 falli per l'Imola, 2 per il Latina. Ovviamente l'Imola dovrà stare molto attento, dal prossimo fallo si andrà al tiro libero. Juninho, miracolo su Ugo Bernardez che si dispera, si mette le mani sul volto, non ci crede, aveva quasi pareggiato. Rivediamolo, il tentativo di Avellino per Bernardez, l'intervento prodigioso a mani aperte di Juninho. Avellino all'indietro per Battistoni, questa volta allontana Fabinho, poi Maina ci prova da distanza siderale, ottiene soltanto una rimessa laterale, deviazione di Rever Cortés. Bernardez prova ad andarsene sulla destra a Fabinho, il tocco per Maina, era una buona chance questa per il russo, che però non ha stoppato bene il pallone, quindi pallone che si è perso sulla linea, oltre la linea di fondo. Juninho è pronto a rimettere in gioco per l'Imola. Marzio Borges, Fabinho, cambio di lato per Toni Jelavic, 2 anni con la maglia del Pesarofano, qui perde palla Avellino, Avellino il destro e palla che colpisce in pieno la traversa. Non c'è stata deviazione di Juninho e Luciano Avellino è andato vicinissimo al gol numero 7 della sua stagione, avrebbe festeggiato il suo 28esimo compleanno. Candeline spente 4 giorni fa, il 12 dicembre, per il giocatore argentino. Qui rivediamo la pressione del Latina, la sponda e il destro di Luciano Avellino, e palla sulla traversa, vicinissimo al pareggio il Latina. Jelavic, Vignoli nel cerchio di centrocampo, in verticale verso Fabinho che prova ad appoggiarsi proprio su Avellino, poi Marzio Borges all'indietro per Jelavic, ancora Igor Vignoli, verticale per Fabinho che ha cambiato lato, non c'è fallo di Avellino che fa vedere le braccia al direttore di gara. Ancora 3 falli da spendere il Latina prima di arrivare al bonus. L'Imola invece è già arrivata e dunque dal prossimo fallo in poi si andrà al tiro libero dai 10 metri in favore del Latina. Inquadrato ancora Douglas Barp, Picapau, ha girato il mondo, ha giocato anche in Brasile con il fenomeno Falcao. In Italia un'esperienza sempre nel Lazio e sempre con la maglia della Lazio. Vignoli all'indietro per Jelavic, palla che passa tra una selva di gambe, Chinchio riesce a metterci il piede sinistro, rimessa in zona d'attacco per l'Imola. Rivediamolo, il sinistro insidioso di Toni Jelavic, tornato in campo Rever Cortés. Eccolo qui in possesso di palla il numero 7 spagnolo. Serie di finte solite con la suola di Rever Cortés all'indietro per Marzio Borges. Ancora Rever Cortés, lo contrasta Maina, prova a girarsi col piede perno, Revert sinistro e ancora Maina che ci mette le mani. Chinchio, scusate, c'era Maina in pressione su Rever Cortés, ci mette la mano Chinchio. Inquadrata ancora una volta il tifo imolese, rumorosissimo Rever Cortés, questa volta ancora una volta Lucas Maina riesce a contrastare il destro dello spagnolo. Non ha nessun interesse ad alzare il ritmo la squadra di Vanni Pedrini che si prepara forse a un nuovo cambio. C'è Igor Vignoli in piedi, no, era soltanto per parlare con gli arbitri, lo può fare Vignoli visto che indossa la fascia di capitano della MA Group. Occhio al pallone perso malamente, 2 contro 2, prova a spostarselo sul destro, poi sul sinistro Lucas Maina, vince un paio di contrasti, rimane la palla lì, corso, l'apertura per Battistoni, può anche andare al sinistro. Ancora una volta Juninho che ha questa usanza di festeggiare ogni parata come fosse un gol. Rimane questa volta a terra Juninho, rivediamo l'errore dell'Imola, l'apertura di Sebastian Corso, il sinistro e la palla che colpisce probabilmente sulla bocca dello stomaco il portiere
che ha iniziato a giocare in Italia nel Caos, ma che ha giocato anche a Policoro e anche ad Augusta. Altra parata decisiva di Juninho, almeno la terza in questo primo tempo. Decisivo anche Marcio Borges in questo caso ad evitare un'occasione potenziale per il Latina. Picapau alla rimessa, Rever Cortés calcia addosso a Maina, poi parte in profondità, decide di sterzare, di fermare e di ricominciare dalla sua metà campo. Il pallone per Marcio Borges, arriva il fallo, questa volta commesso da Picapau, terzo fallo per il Latina quando sono andati via 11 minuti e 16 secondi in questo primo tempo. Rivediamo la spinta con il gomito sinistro di Douglas Bar Picapau su Marcio Borges, terzo fallo Latina. Rever Cortés, uno dei più utilizzati anche nel possesso palla dai compagni. Mauro Castagna prova a girarsi sfruttando anche il fisico, il giocatore di Lecco. Questa volta non guadagna neanche la rimessa. Intanto variazioni anche dagli altri campi con la Ciolico Gianco che è avanti 3-0 sulla Lazio. Ciolico Gianco che ha festeggiato l'ingresso in Final 8 pur non giocando martedì scorso con la sconfitta del Real Rieti a Napoli. Poi 2-0 per il Caos sull'Acqua e Sapone ed è in vantaggio anche la Futsal Isola, ultima in classifica sul campo del Real Rieti. Corso prova a gestire il pallone in Latina con Terenzi, all'indietro ancora per Sebastian Corso, davanti a sé Rever Cortés, duello latino visto che Rever Cortés è spagnolo e Sebastian Corso argentino. Possesso palla ora di Juninho, rimessa molto lunga, irraggiungibile per Mauro Castagna. Francesco Puma a bordo campo. Ha chiesto il time out Basile, lo state sentendo anche dalla sirena e dal fischio dell'arbitro, dunque gioco che si fermerà per 60 secondi. E andremo dunque a sentire quello che ha da dire il tecnico di Martina Franca all'Axed Group Latina. Buona, dai. Adesso che stiamo giocando in 4 che Luca non c'è. Seba, tocca, ferma in mezzo. Facciamo diagonale di qua, tocca, gira il gioco e qua facciamo 1 contro 1. Ok? Ruotiamo da questa parte lasciando 1 contro 1. Quando la palla gira e questo entra, si deve fermare qua tra le linee. Ok? Quando giochiamo con Luca davanti, la palla entra, passa. Non andiamo sempre a incrociare, passa da dietro. Luca porta, gira il gioco, lo fa 1 contro 1 qua. Ok, 1 contro 1, buttiamo in avanti e calciamo secondo palo. Ehi, fai laterali? O anche non fai laterali, dobbiamo accoppiare la marcatura con reverse, che è l'unico che ci sta mettendo in difficoltà. Ok? È inutile che facciamo stare Luca. Dai. Con calma olimpica, Piero Basile prova a spiegare la tattica ai suoi giocatori. Un Piero Basile che anche lui ha spento un'altra candelina, le 2 candeline sulla panchina dell'Axed Group, considerando che è arrivato nel dicembre del 2014. Basile confermatissimo, uno dei tecnici più interessanti sul panorama italiano. 39 anni per Basile, di Martina Franca, che dopo il match tornerà a Latina e andrà dalla sua famiglia, quindi davvero ritmi incessanti per chi vive e lavora fuori sede e che fa futsal fuori sede. Picapau per Battistoni, poi Sebastian Corso questa volta alza la pressione Rever Cortés, l'intercetto per poco non si trasforma in un tiro e quindi Simone Chinchio deve intervenire. Battistoni per Picapau, lo contrasta ancora Rever Cortés, attaccante ma anche primo difensore dell'Imola. Serie di sgomitate tra Battistoni e Marcio Borges, alla meglio almeno per quello che riguarda la rimessa laterale il giocatore argentino del Latina, arrivato nel 2003 in Italia e che 2 mesi fa si è tolto la soddisfazione di vincere il mondiale in Colombia con l'Albiceleste di Diego Giustozzi. Corso, eccolo Battistoni, ancora Sebastian Corso, anche lui argentino, passato infinito con la maglia del Boca Juniors. Chinchio potrebbe anche lanciare lungo verso Battistoni, lasciato solo, la mette giù col petto, Battistoni alza il pallonetto, ancora Juninho con il petto, palla che rimane lì, palla che è uscita. Juninho ancora una volta provvidenziale su Battistoni, poi serie di rimpalli, palla che finisce ancora una volta nelle mani del portiere 23enne che ha già segnato un gol in questa stagione proprio al Palacavina contro il Pescara, un gol ininfluente considerando che la squadra di Fulvio Colini ha vinto per 5-1. Imola che aprirà il 2017 con la prima di ritorno sempre qui su questo parquet contro la Lollo Caffè Napoli. Intanto prova a girarsi in un fazzoletto Picapau, non trova
la deviazione di Igor Vignoli, sinistro e palla sul fondo. Dicevamo dell'Imola che giocherà contro il Napoli qui in casa sabato 7 gennaio, sempre sabato 7 gennaio. Il Latina aprirà il nuovo anno sul campo della Luparense, che sta vincendo 2-0 sul campo della Camedosson. Il raddoppio è arrivato grazie al gol segnato da Pablo Taborda. Quadrato ancora una volta a Mauro Castagna, che viene telecomandato da Vanni Pedrini, ragazzo di 22 anni che sta crescendo in maniera esponenziale alla sua prima esperienza in Serie A. Battistoni per Bernardez che sterza, serie di tocchi sul pallone con la suola, poi lo scarico ancora per Battistoni, l'imbucata per Picapau. Avellino non prova qualcosa che non è né un tiro né un assist. Riparte l'Imola con Borges, per poco non raggiunge Mauro Castagna e quindi il Latina può impostare un'altra manovra offensiva con Bernardez. Scarico per Battistoni, ancora al dentro per Picapau, sfortunato in questo caso, contropiede, 3 contro 2 dell'Imola, provvidenziale Battistoni, colpisce il pallone ma commette anche fallo, è il quarto fallo del Latina e arriva anche il secondo cartellino giallo del match. È per Gerardo Daniel Battistoni quando se ne sono andati 14 minuti e 25 secondi sul cronometro di questo primo tempo. Secondo ammonito Battistoni dopo Vignoli. Rivediamo qui l'intervento, non questo falloso, bensì questo va sulla palla ma colpisce anche la gamba di Mauro Castagna in caduta, dunque giusto in questo caso il fallo, fischiato forse eccessivo il cartellino giallo. Fatto sta che diventano 2 gli ammoniti in questo primo tempo, Vignoli e Battistoni. Battistoni giocatore più ammonito del Latina, è già la 7ª sanzione in questo campionato, ha già scontato quindi la squalifica dopo 5 cartellini gialli. Quarto fallo per il Latina che adesso deve stare molto attento anche perché mancano ancora 5 minuti e 35 all'intervallo. L'arbitro Merenda di Reggio Calabria va da Marzio Borges e Chinchio, il giocatore con la maglia numero 8 dell'Imola, stava ostacolando un po' il posizionamento dalla barriera da parte del portiere del Latina. Tutto risolto, tutto pronto per l'esecuzione con Rever Cortés che poi lascia a Vignoli. Lo scarico per Fabinho, verticale, si va ancora da Marzio Borges che deve girarsi, ci riesce nello stretto, dialogano Fabinho e Marzio Borges. Non riescono a cavare nulla di positivo. Lo sguardo di ghiaccio di Vanni Pedrini. Dicevamo istruttore personal trainer in una palestra, la Young Line, e proprio con la Young Line, squadra omonima, ha iniziato la sua carriera da allenatore. Pedrini che si divide tra il futsal e il baseball, ha vinto con la Fortitudo Baseball Bologna, ha vinto scudetti e Coppe dei Campioni, poi ha scoperto di essere molto bravo anche ad allenare una squadra di futsal e quindi doppio salto dalla Serie B alla Serie A. Lo scorso anno l'Imola non era assolutamente partito per arrivare in Serie A, poi pian piano raggiunti gli obiettivi salvezza ha iniziato a crederci ed è riuscita ad arrivare prima alla finale di Coppa Italia di Serie A2 a Pesaro, persa contro la bestia nera Camedosson, e poi a vincere i playoff contro l'Augusta e guadagnarsi la prima storica promozione in Serie A al 20° anno di affiliazione con la FIGC. Prova a calciare Battistoni, la palla dovrebbe aver colpito l'esterno del palo, Juninho dice di non aver toccato il pallone, vediamo cosa decidono gli arbitri. È Merenda a concedere il corner, rivediamo il destro, la palla assolutamente toccata da Juninho, quindi giusta la valutazione di Alessandro Merenda di Reggio Calabria. Corner sacrosanto, c'è stato il tocco da parte di Juninho, palla sul palo di sostegno e quindi corner in favore dell'Axed Group. Se ne incarica Douglas Barp Picapau anche sul corner, 4 secondi per l'esecuzione. All'indietro per Bernardez, Fabinho allarga le braccia anche perché l'Imola non può commettere fallo senza concedere il tiro libero. Bernardez, un passaggio che era quasi un tiro di Avellino, pallone perso dal Latina. Tra l'altro a Latina sta crescendo davvero la passione per il calcio a 5. Questa sera ci hanno detto i dirigenti che c'è un pub, il Molotov, che sta trasmettendo in diretta il match nella città pontina, dunque ne approfittiamo per salutarli. Latina che lo scorso venerdì ha riempito il Pala Bianchini per il 5-5 esaltante contro il Pescara, 2000 presenze al palazzetto.
per una delle grandi realtà di questa Serie A di futsal. Bernardez prova a sfidare Toni Jelavic, arriva la deviazione da parte del numero 6 croato, sarà calcio d'angolo in favore dell'Axel Group. Mancano 4 minuti esatti alla fine del primo tempo. Ci è arrivato il gol del 2-1 dell'Acqua e Sapone sul campo del Chaos Futsal. Si gioca al Pala Boschetto di Ferrara e non al Pala Hilton Pharma, perché è accaduto un fatto increscioso 2 notti fa. C'è stato un furto con danneggiamento delle strutture del palazzetto che ospita le gare del Chaos Futsal, costretto a traslocare al Pala Boschetto. Juninho potrebbe anche calciare, prova il destro, Chinchio riesce in qualche modo a bloccare, poi ci prova dall'altra parte Luciano Avegino, che ovviamente vedendo il portiere avversario fuori dai pali non ci ha pensato su 2 volte, ha provato la volée dalla propria area di rigore, non ha pescato il bersaglio. Da Juninho a Castagna rivediamo il tentativo di Avegino, c'era comunque Vignoli in copertura. Comunque avete visto come Juninho, come accade spesso anche con Lion, passato in settimana dalla Futsal Isola alla Lazio, sceglie spesso questa soluzione di calciare direttamente lui. Avegino prova a mettersi in proprio, Rever Cortés prova a mimare il movimento dell'arbitro per aver concessa una rimessa laterale, chiama lo schema numero 6 Luciano Avegino. 3 minuti 27 secondi da giocare nel corso di questo primo tempo. È ancora valido e decisivo il gol di José Rever Cortés, è corner per il Latina. Avegino all'indietro per Bernardez, 1 contro 1 con Mauro Castagna, palla sotto le gambe di Castagna, Maina poi la sponda per Avegino e ancora una volta Juninho, che questa volta ovviamente non può aver visto partire il pallone. Rivediamo l'imbucata con Tunnel, il destro di Avegino, c'era Rever Cortés davanti, Juninho non si è fatto sorprendere, occhio perché Maina era liberissimo, ancora Avegino, ci prova lui, poi Bernardez mette ordine in Latina che adesso insiste in maniera forsennata alla ricerca del pareggio. Bernardez sfida Mauro Castagna che non commette fallo, ovviamente l'Imola è a 5, Maina punta a Fabinho, poi Avegino ancora in imbucata per Corso, Maina ha davanti a sé Jelavic, non era Fabinho in precedenza ma il numero 6, si somigliano molto Fabinho e Jelavic. Prova il tunnel, Bernardez non riesce, occhio al break, poi un po' sbilanciato fa Jelavic, riesce lo stesso a mettere in movimento il compagno, esattamente Vignoli. Cambio di lato di Jelavic per Rever Cortés, questa volta è bravo e ben posizionato Simone Chinchio, ma ancora l'Imola che insiste. Ultimi 150 secondi di questo primo tempo, arriva il fallo da parte di Ugo Bernardez che non ha allargato le braccia, sorride Lucas Maina, va a chiedere spiegazioni il giocatore con la maglia numero 11, quinto fallo Latina, Francesco Puma a bordo campo. C'erano già state delle scaramucce precedentemente tra Bernardez e Castagna, alla fine il numero 9 dell'Imola ha guadagnato questo quinto fallo. Evidentemente li aveva puntati il direttore di gara. Quinto fallo anche per l'Axed Group, 5-5 nel conto dei falli, 4-0 invece per la Ciolico Gianco contro la Lazio. È arrivato anche il vantaggio del Pescara sulla Lolo Caffè Napoli, 1-1 invece tra Real Rieti e Futsal Isola, quindi in questo caso Pescara 1, Lolo Caffè Napoli 0 e Pescara che chiuderebbe il giro andata al primo posto. Vediamoli in sovraimpressione i risultati che stanno maturando in questa 11ª giornata. Va Jelavic, respinge Battistoni, tornato in campo nel frattempo, eccoli qui, Camedo Solluparense 0-2, Ciolico Gianco Lazio 4-0, Imola Latina ovviamente 1-0, Caos Acqua e Sapone 2-1, Pescara Napoli 1-0, Rieti Isola 1-1. Pallone che finisce in fondo al campo, c'era José Rever Cortés che non è riuscito a raggiungerlo, e allora Chinchio che fa ripartire con una rimessa abbastanza rischiosa perché centrale, questa volta finisce però tra i piedi di un compagno. Bernardez ha davanti a sé Marzio Borges, entrambe le squadre sono al bonus di 5 falli, contropiede con Rever Cortés, soliti giochi di prestigio da circo con la suola, all'indietro per Marzio Borges, ancora Rever Cortés mette ordine, mette fuori anche il pallone, c'è stato un colpo chiaramente fortuito subito da Daniel Gerardo Battistoni, si chiariscono Rever Cortés e Battistoni, rivediamolo, forse ha colpito con una manata assolutamente involontaria anche perché Rever Cortés era di spalle e restituisce il pallone sportivamente il Latina all'Imola che adesso prova a imbastire un'altra manovra, ma il pressing del Latina è asfissiante e porta la formazione di casa a perdere il pallone. 1 minuto e 43 secondi da giocare nel corso di questo primo tempo. Corner
che va a eseguire proprio Battistoni, chiedeva un taglio verso il centro dell'area sia di Maina che di Picapau, non taglia nessuno dei due e l'Imola respira. Spiegazioni tra i numeri 10 Picapau e Vignoli. Proprio Vignoli va a eseguire la rimessa da Jelavic ancora una volta a Juninho. C'è Jelavic che va a coprire lo specchio della porta, anche perché perdesse palla sarebbero guai per l'Imola. Castagna prova a spostare con il fisico, Marzio Borges. Chinchio è molto bravo a non andare a terra, break del Latina con Picapau, c'è corso in mezzo, riceve sinistro e palla al lato. Vignoli, gara molto divertente e godibile nonostante il solo gol che abbiamo visto sia arrivato dopo 30 secondi, quello di José Rever Cortés. Vignoli ha davanti a sé Picapau, pressione molto alta, è costretto a calciare lungo ma lo fa bene cercando e trovando Mauro Castagna. Jelavic verso Lucas Maina, che però si è messo lì davanti, non ha toccato il pallone ma ha comunque messo fretta e pressione. Rivediamo qui il movimento di Mauro Castagna che con il corpo poi fa scorrere il pallone per Marzio Borges e in due tempi Simone Chinchio la fa sua. Siamo negli ultimi secondi di questo primo tempo, ancora possesso di palla sul lato sinistro per Juninho, mancano 49 secondi al Palacavina, l'Imola conduce 1-0. Jelavic non può toccare nuovamente il pallone Juninho perché è nella propria area di rigore. Battistoni a destra per Maina che torna sul suo piede preferito del sinistro. Battistoni cerca di sterzare, poi Maina calcia ma davanti a sé Fabinho e preferisce dunque tornare da Chinchio. Avegino a sinistra per Battistoni, duello con Fabinho, finta di corpo che disorienta Battistoni e il sesto fallo da parte del giocatore argentino del Latina che ha rischiato tantissimo a 18 secondi dalla fine. Sesto fallo, ma Battistoni era già ammonito e ha rischiato il secondo cartellino giallo. Rivediamo qui Fabinho che intercetta. Diciamo che siamo al limite, estraendo il secondo giallo non si sarebbe gridato allo scandalo. 18 secondi dalla fine, ingenuità che un giocatore dell'esperienza di Battistoni non può permettersi. Tiro libero per José Rever Cortés e occasione per il raddoppio per la squadra di Vanni Pedrini. Hanno chiesto a gran voce il cartellino rosso dalla panchina. Diciamo che non avevano tutti i torti in questo caso. Battistoni ha dovuto frenare la corsa di Fabinho, che altrimenti sarebbe andato in 2 contro 1 verso la porta di Simone Chinchio, che adesso deve salvare dal potenziale 2-0 della MA Group Imola. Rever Cortés contro Chinchio, 18 secondi, arriva il fischio, rincorsa lunghissima, va Rever Cortés ed esplode ancora il Palacavina, doppietta dello spagnolo, sono 9 in campionato. José Rever Cortés ringrazia la Torsida, un bacio alla fidanzata e dunque l'Imola a 18 secondi dalla fine fa 2-0, esecuzione chirurgica di Rever Cortés, nulla da fare per Simone Chinchio, pallone nell'angolino basso alla sinistra del portiere dell'Axed Group Latina e l'Imola che trova un gol importantissimo nell'economia di questo match. Vediamo come reagisce il Latina, ci sono 10 secondi da giocare, arriva un'occasione per la squadra di Basile su corner, è costata veramente molto cara l'ingenuità a Gerardo Battistoni. Tiro libero trasformato da José Rever Cortés. Va proprio Battistoni, pallone lungo che finisce direttamente sulla panchina dell'Imola che prova a ripartire. Attenzione perché c'è spazio e tempo per l'azione di Marzio Borges, deviazione, mancano 5 secondi alla fine del primo tempo, 4 secondi e mezzo per l'esattezza, che nel futsal possono comunque essere generatori di qualsiasi cosa. Corner che si incarica di battere Igor Vignoli, comunque Imola che può andare sicuramente a riposo in vantaggio. Vediamo ora quanto sarà questo vantaggio. Vignoli, il corner all'indietro direttamente per Juninho. Vanni Pedrini fa cenno che va bene così. 2-0 alla fine del primo tempo, doppietta di José Rever Cortés che dunque ha messo la doppia firma sul primo tempo della MA Group Imola.
Dopo 30 secondi il gol del vantaggio al 19esimo e 42, il gol del raddoppio, e ce l'abbiamo proprio Mauro Castagna, un altro dei grandi protagonisti di questo primo tempo con Francesco Puma. Mauro, scioglici subito un dubbio, il primo gol è il tuo? Penso che sì, ho toccata io lì, però il gran tiro di José è gran parte percussione. Imola quasi perfetta, avete fatto sfogare il Latina, poi l'avete colpito siglando il 2-0, e questa è la chiave tattica della partita? Non ci sono chiavi tattiche, bisogna lottare fino alla fine perché la partita è ancora lunga. Grazie Mauro. È stato democratico Mauro Castagna in questo caso, non si è preso la paternità del gol, noi lo rivedremo nell'intervallo, proveremo a chiarirci le idee. Comunque quel che conta è che l'Imola va a riposo sul 2-0, doppietta di Heréver Cortés, comunque un gol e mezzo di Heréver Cortés, l'altro mezzo di Mauro Castagna. Quel che conta è che la squadra di Vanni Pedrini continua a stupire. Imola 2, Latina 0, a tra poco per l'intervallo. Senti un po', ma sarà...
È 2-0 al Palacavina in favore della MA Group Imola sull'Axed Group Latina in una gara dell'11ª giornata, l'ultima di andata del campionato di Serie A di calcio a 5. Si stanno giocando, come dicevamo nel primo tempo, le altre 5 gare, dunque tutto in contemporanea il programma di quest'ultimissima giornata del girone d'andata. Andiamo a vedere i risultati brevemente, con il 2-0 della Luparense sul campo della Camedosson, 4-0 Ciolico Gianco sulla Lazio, Caos 2-1 sull'Acqua e Sapone, 1-0 del Pescara sul Napoli, 2-1 della Futsal Isola sul campo del Real Rieti. Qui rivediamo le migliori azioni di questo primo tempo, con il gol del vantaggio in condominio tra José Rever Cortés e Mauro Castagna. Lo diamo a Rever Cortés, poi vedremo il replay in continuazione. Se c'è stato tocco è stato impercettibile, un po' sorpreso in questo caso Simone Chinchio. Sicuramente il tocco leggerissimo c'è stato, quel che importa è che dopo 30 secondi il risultato si è sbloccato qui al Palacavina. Un Latina che però ha reagito, il sinistro potentissimo di Lucas Maina, palla deviata da Juninho Devanir Rissato, palla che sarebbe finita sotto l'incrocio dei pali. Latina che ha continuato a insistere qui con Hugo Bernardez, altro intervento di Juninho, questa volta non aereo bensì rasoterra, mano destra e palla in calcio d'angolo per la disperazione di Hugo Bernardez, la sponda di Lucas Maina per Avellino, poi ancora Bernardez e ancora una volta Juninho, decisivo, terzo intervento del portiere dell'Imola. Qui l'Imola che si è distratto con Avellino e ha colpito la traversa. Questa volta non ci sarebbe stato nulla da fare per il portiere dell'Imola. Qui il destro e nessuna deviazione di Juninho, deviazione della traversa. Ancora Latina che poi nella fase centrale del primo tempo si è fatta vedere più volte dalle parti del portiere dell'Imola. Ancora una volta Battistoni, poi il rilancio di Chinchio, lo stop dello stesso Battistoni e altro intervento, questa volta in chiusura da parte di Juninho. Battistoni che poi nel finale si renderà protagonista dell'ingenuità decisiva che costerà il tiro libero del 2-0 a Rever Cortés, non prima però di aver visto ancora occasioni in favore del Latina, con la sponda di Maina per Avellino e ancora una volta l'intervento di Juninho. Scorrono le immagini del primo tempo, scorrono anche i risultati dei primi tempi dagli altri campi e questo è l'episodio che decide il tiro libero del 2-0, il fallo di Battistoni che ha rischiato tantissimo l'espulsione considerando che era già ammonito, e il destro chirurgico di José Rever Cortés, doppietta, 9 gol in campionato per lo spagnolo, 2-0 per l'Imola a 18 secondi dalla sirena. Rivediamolo qui il destro, nulla da fare stavolta per Simone Chinchio, tutti negli spogliatoi, 2-0 in favore dell'Imola. Gli applausi del Palacavina mentre stanno rientrando in campo le squadre, le ritroveremo tra qualche istante. Linea alla regia. Sì, però ho detto l'ho toccato, però non lo so, mo vedo.
Sarà l'Imola a dare il calcio d'inizio di questo secondo tempo. Bentornati al Palacavina, questo è MA Group Imola Axed Group Latina. Come vedete è arrivato la correzione, quindi ufficiale, dopo che ci siamo consultati. Il primo gol lo abbiamo dato a Mauro Castagno, lo abbiamo rivisto anche fuori onda in regia, il destro di Rever Cortés, la deviazione di Mauro Castagna c'è stata e dunque così è deciso. L'udienza è tolta, come diceva il giudice Santilicheri, e quindi il primo gol del MA Group Imola è di Mauro Castagna. Sul secondo non c'è alcun dubbio, Rever Cortés che comunque ci ha messo lo zampino sul gol che ha sbloccato il match dopo 35 secondi e che permette all'Imola di condurre con il doppio vantaggio su un Latina che, stando così le cose, chiuderebbe il girone di andata a quota 16 punti, mentre l'Imola salirebbe a quota 19, ma stando così i risultati dagli altri campi non sarebbe comunque tra le prime 4, perché sta vincendo il Caos contro l'Acqua e Sapone, ma sta vincendo anche la Luparense sul campo della Camedosson 1-0 nello scontro diretto tra Pescara e Napoli, in questo momento abruzzesi campioni d'inverno. Lancio ancora per Rever Cortés, colpo di testa di Luciano Avegino, una traversa per il giocatore del Latina che ha sfiorato il gol numero 7 in campionato, il giocatore di Rosario. Scambio corto tra Rever Cortés e Mauro Castagna, i due giocatori che stanno decidendo questo match. Vignoli all'indietro per Juninho, lo sta decidendo anche il portiere classe 1993, almeno 4 parate decisive, una quella su Lucas Maina, la chiamerei addirittura un prodigio. Qui il fallo di Mauro Castagna che se la ride, è il primo fallo di questo secondo tempo, il 12° fischiato dai direttori di gara che sono Carmelo Loddo e Alessandro Merenda di Reggio Calabria, l'11°, il sesto del Latina. È costato il tiro libero del 2-0 di José Rever Cortés, ora in possesso palla prima di scaricare da Castagna. Marcio Borges, solito quintetto iniziale per Vanni Pedrini. Latina che invece ha ripreso con Bernardes, Maina, Battistoni, Avegino e Simone Chinchio. Marzio Borges prova ad andarsene, ma il campo è finito. Per una volta si è ricordato quasi di essere un giocatore di calcio. Tifosissimo dell'Internazionale di Porto Alegre, ma anche del Milan, perché era la squadra dove in Italia giocava il suo idolo Ronaldinho. Marzio Borges che vive qui a Imola con un dirigente dell'Under 21 e dunque sta assaporando la realtà imolese da ben 4 anni e mezzo, ormai è uno di casa qui dalle parti del Palacavina. Occhio al pallone di Marzio Borges per Rever Cortés, e questa volta è provvidenziale l'anticipo di Simone Chinchio che esce fin quasi a metà campo. Rivediamolo qui, l'intervento in estirada di Simone Chinchio, avvalanga il portiere dell'Axed Group di Latina che adesso dice di più ai suoi compagni. Chiaramente deve fare di più in Latina, anche perché fosse stato il massimo della prestazione non ci sarebbe l'Imola in vantaggio di 2 reti. Castagna, lo scarico ancora per Igor Vignoli. Rever Cortés di prima per Marzio Borges, molto bene lo spagnolo, davvero molto bene. Esperienze in penisola iberica, sia in División de Honor ma anche in seconda prima di arrivare a Imola. Colpo di testa di Maina, Vignoli prova il sinistro di controbalzo, non era per nulla facile tenere quel pallone basso, lo sa benissimo anche il 36enne capitano e bandiera della MA Group Imola. La palla finisce fuori ma non di molto, Chinchio sembrava leggermente in ritardo, buon per il portiere del Latina che la palla sia finita fuori dallo specchio. Bernardez per Gerardo Battistoni, ammonito, così come Igor Vignoli. Ha rischiato moltissimo Battistoni in occasione del fallo che ha portato al tiro libero del 2-0 di Rever Cortés. Qui Corts, Bernardez, non corso, Hugo Bernardez, 2 minuti 32 secondi, un lampo del Latina. Hugo Bernardez, destro secco, nulla da fare per Juninho e il Latina riapre la partita. Rivediamo la sponda di Maina per Bernardez, palla c'è, palla non c'è nei confronti di Marzio Borges, destro secco questa volta Juninho incolpevole. Imola 2, Latina 1, Francesco Puma Bordocampo. Predica calma Pedrini in panchina che ha in mano il cronometro e un foglietto evidentemente per stabilire i cambi del quartetto. Sappiamo che Pedrini è anche un preparatore atletico, quindi chi meglio di lui conosce la condizione dei ragazzi. Rever Cortés prova a spostarsi il pallone sul sinistro,
fanno una fatica bestiale i difensori del Latina, anche perché Rever Cortés calcia indifferentemente con il destro e con il sinistro. Con il destro è arrivato il tiro deviato da Castagna, è arrivato il tiro libero del 2-0, questa volta invece ha calciato col mancino. Con il destro invece Hugo Bernardez, gol numero 4 in campionato e 2-1, Latina che riapre la gara, destro di Vignoli. Intanto vediamo adesso come sarà la reazione emotiva dell'Imola. Attenzione ancora al Latina però, con Maina che si sposta fallosamente su Rever Cortés, secondo fallo complessivo fischiato in questo secondo tempo. 1-1 il conto. E vediamo in grafica sicuramente i marcatori di questo 2-1, sono indicati i minuti giocati e da giocare nel corso di questo match. Ora ne mancano 16:41 alla fine. Battistoni apre a sinistra ancora per Bernardez che sfiora la doppietta e questa volta arriva il miracolo di Juninho che ringrazia qualcuno dall'alto. La palla gli rimbalza sul gamba sinistra, finisce fuori. Ha rischiato la frittata qui Juninho. Intervento non eccezionale questa volta del portiere dell'Imola, mentre arriva il pareggio dell'Acqua e Sapone Unigrossa a Ferrara. 2-2 contro il Caos Avellino. Sposta il pallone per l'autore del gol del 2-1 e per colui che ha sfiorato anche il 2-2, Hugo Bernardez. Pallone ancora per Simone Chinchio, rilancio lunghissimo nella zona di Lucas Maina. Esce con le braccia però Juninho, riparte l'Imola con Castagna, apre per Vignoli, palla che rimane lì! Marzio Borges! 3-1 per la MA Group Imola. Come un falco, Marzio Antonio Cimarosti Borges, sesto gol in campionato, rapace nell'area di rigore dell'Axed Group Latina. E rivediamolo, il gol del 3-1, Castagna, Vignoli, deviazione sia di Bernardez che di Chinchio, doppia deviazione, la palla rimane lì, l'anticipo di Marzio Borges su Avellino e arriva il gol del 3-1 per la MA Group Imola, che dunque ristabilisce subito le distanze. 3 minuti 50 secondi sul cronometro di questo secondo tempo e Marzio Borges riporta l'Imola sul +2. Inizio di secondo tempo entusiasmante al Palacavina, 2 reti in 4 minuti. Corso, adesso è il Latina a dover nuovamente reagire, vediamo se lo fa con Battistoni che punta Marzio Borges, arriva in ripiegamento il raddoppio Fabinho e mette in fallo laterale. Ancora Latina, Rever Cortés fa scorrere il pallone messo al centro da Andrea Terenzi, pallone che finisce fuori, sfuma una potenziale occasione in favore dell'Axed Group di Latina. Accorcia le distanze anche la Camedosson nei confronti della Luparense. Il gol dopo 53 secondi di Murilo Schiocchetti. Rever Cortés prova lui col destro, ancora Marzio Borges all'indietro per Jelavic. Chinchio esulta come avesse segnato, parata fondamentale qui del portiere. Poi ci prova ancora Fabinho e questa volta è stato provvidenziale, decisivo Simone Chinchio. Sarebbe stato un colpo terrificante per il morale del Latina subire anche il gol del 4-1. Invece la squadra di Basile resta sì in svantaggio, ma con 2 gol che sono sicuramente una distanza non insormontabile nel calcio a 5, considerando che manca ancora un quarto d'ora effettivo alla fine di questo match. Pica Pau, Battistoni, la spinta forse di Fabinho, reiterata del giocatore numero 11, chiedono addirittura 2 falli qui dalla panchina dell'Axed Group Latina. L'arbitro Carmelo Loddo ne concede 1. Scorrettezza reiterata in questo caso di Fabinho Rodriguez da Silva nei confronti di Gerardo Battistoni. Secondo fallo commesso dalla squadra di Vanni Pedrini, 1 per il Latina. Prova a girarsi, picca Pau, Juninho la tiene lì, rimette subito in movimento Rever Cortés che poi scarica per Jelavic. Si va da Marzio Borges, davvero un gol da bomber vero, sesto in campionato per il giocatore con la maglia numero 8. Nella passata stagione dicevamo 36 gol, qui ne sfiora uno pazzesco Toni Jelavic, un altro dei giocatori a disposizione di Vanni Pedrini in grado di calciare sia col destro che col sinistro. Qui è ottima la coordinazione, discreta anche la potenza, molto meno la precisione.
la palla finisce addirittura in fallo laterale già battuto da Battistoni per Terenzi, poi Picapau all'indietro ancora per Andrea Terenzi che sceglie la soluzione argentina con Battistoni e Corso, cambio di lato per Picapau, ancora una volta Sebastian Corso, apertura a sinistra per Battistoni che perde il duello con Fabinho, la pressione è valida del numero 11 della MA Group Imola, rimessa in favore della squadra rossoblu fondata nel 1992 dopo 4 stagioni disputate in campionati non federali, l'affiliazione datata 1996 e quindi 20 candeline per la MA Group Imola che ha fatto una trafila incredibile fino alla Serie A raggiunta nel maggio scorso dopo i playoff con l'Augusta. Qui lo slalom di Battistoni, il fallo dovrebbe essere stato commesso fuori dall'area, vedremo il replay, comunque il fallo commesso da Maurizio Napoletano è il terzo commesso dall'Imola, comincia assolutamente fuori area il fallo, poi si concretizza in area, però il contatto avviene leggermente fuori rispetto alla linea verde, sarà calcio di punizione in favore dell'Axed Group Latina, 3-1 per la MA Group Imola. Andiamo a vedere anche se ci sono state variazioni rispetto ai risultati, sempre 2-2 tra Caos Futsal e Acqua e Sapone, è arrivato il 3-1 della Luparense sul campo della Camedosson, segnato da Umberto Onorio, 5:40 sul cronometro della ripresa, 3-1 nel derby veneto, 4-0 per la Ciolico Gianco sulla Lazio nell'altra sfida tutta regionale. Torniamo alla palacavina però, Corso chiama lo schema, colpo di tacco ancora, questa volta provato da Battistoni, la scorsa settimana era toccata a Maina, stavolta ci prova un altro argentino e per poco il risultato non era lo stesso. 6 minuti e 10 secondi giocati, 2 gol da recuperare per il Latina. Terenzi, scarico per Picapau, poi resta ancora sui blocchi, poi va a fare il pivot, 4-0 per il Latina considerando che non c'è Maina che è tornato in panchina da pochi secondi, ora si allunga Terenzi, poi torna nuovamente nella propria metà campo, un giro completo del campo per il numero 8 dell'Axed Group. Ora perde palla però il Latina, riparte il fallo commesso da Toni Jelavic, scatta il cartellino giallo per il numero 6 del MA Group Imola dopo 6 minuti e 37 secondi, è il terzo ammonito di questo match, il secondo per l'Imola dopo Igor Vignoli, il fallo subito da Douglas Barp Picapau, 3 ammoniti, 2 per l'Imola, 1 per il Latina, è stato Gerardo Battistoni e andiamo a bordo campo da Francesco Puma accanto alla panchina di Vanni Pedrini. Per dirvi che proprio a Vanni Pedrini i suoi collaboratori gli hanno segnalato il fatto che l'Imola fosse al quarto fallo, dunque dovrà stare attenta in questi restanti 13 minuti di gioco. Sì, un po' troppo irruenta in questo caso l'Imola, anche perché il fallo è stato commesso nella metà campo offensiva, arriva il fallo questa volta commesso da Hugo Bernardez nei confronti di José Rever Cortés e cartellino giallo anche per il giocatore che aveva riaperto la gara con il gol del 2-1. Secondo ammonito per il Latina dopo Battistoni è proprio lui, Hugo Bernardez, che ha segnato il quarto gol del suo campionato. Rivediamo il fallo inevitabile, incontenibile Rever Cortés, poi arriva il contrasto regolare di Picapau, prima aveva però commesso fallo il giocatore con la maglia numero 11, 4 falli Imola, 2 Latina, prova il destro Fabinho, grandissimo intervento di Simone Chinchio, si resta 3-1, bravissimo in questo caso il portiere, si era girato bene Fabinho, l'intervento con la mano sinistra del numero 24 del Latina, calcio d'angolo in favore della squadra di Vanni Pedrini. Calcio d'angolo che si incarica di battere Igor Vignoli, fuori dai blocchi Fabinho, arriva la palla proprio da lui, doppia deviazione, palla sulla traversa, che brivido per il Latina, e ancora fallo fischiato alla MA Group Imola, questa volta allarga le braccia Igor Vignoli e quindi arriva il bonus esaurito dalla formazione di casa, quinto fallo fischiato stavolta al capitano. Andiamo a sentire la reazione di Vanni Pedrini a questo quinto fallo. Contrariata la panchina che quasi non si era nemmeno accorta di questo quinto fallo, perché prima inizialmente stava esultando, poi quando la palla ha preso la traversa ed ha toccato la linea di porta stava recriminando per questa sfortuna nei propri confronti. Dovrà giocare 13 minuti effettivi con il fardello dei 5 falli la MA Group Imola, non il massimo per una squadra che deve comunque difendere ma può amministrare 2 gol di vantaggio. È chiaro che ora il Latina proverà a insistere, l'Imola non può commettere
falli, anche perché si andrebbe al tiro libero. Ne abbiamo già visto le conseguenze che un tiro libero ha avuto sulla gara, quello del 2-0 firmato da José Rever Cortés. Cambio di lato di Fabinho dalle parti di Igor Vignoli, arriva Napoletano, poi il contrasto regolare con Andrea Terenzi. Novità importante dal palaboschetto di Ferrara, 3-2 in favore dell'Acqua e Saponi Unigross, una delle squadre più attive in questo mercato di dicembre. Però dopo il doppio vantaggio firmato da Mateus e da Jefferson Fernando Titon è arrivato il tris firmato da 3 giocatori azzurri, Sergio Romano nel primo tempo e poi Murilo Ferreira e Gabriel Lima in questa ripresa. Caos Futsal 2, Acqua e Sapone 3 nel match che presumibilmente deciderà il terzo posto al termine del girone di andata. Latina che ora nuovamente in possesso di palla con Avecino. All'indietro per Bernardez, in campo anche Lucas Maina, c'è Terenzi, poi c'è Avecino! Luciano Avecino! 3-2, il Latina è una squadra con un cuore grande così. 7 minuti, 39 secondi, lo aveva sfiorato nel primo tempo Luciano Avecino, il gol numero 7 in campionato, lo trova con una palombella deliziosa sul passaggio dettato da Lucas Maina, questa volta non benissimo Rever Cortés in fase difensiva. Imola 3, Latina 2. Vediamo adesso cosa combina la MA Group Imola. Davvero secondo tempo emozionante, dove ci siamo noi di Sport Italia. Ogni venerdì ne vediamo davvero tanti di gol. 5-5 la scorsa settimana in Latina Pescara, quest'oggi sono già 5 e mancano ancora 12 minuti alla fine. Secondo tempo molto divertente, già 3 reti, 2 del Latina, una di Bernardez e una di Avecino, in mezzo il 3-1 di Marzio Borges. Questa volta sbaglia l'imbucata proprio Avecino in salsa argentina verso Lucas Maina, era diretto il pallone, attenzione perché può perderlo Marzio Borges, non può toccarlo Juninho, è costretto ad allontanarlo Vignoli. È il momento di massima pressione dell'Axed Group Latina, deve approfittarne, anche perché l'Imola, come detto in precedenza, non può commettere più fallo. Qui rischia qualcosa Mauro Castagna, si rialza, poi il fallo questa volta forse lo commette Avecino. Vediamo qual è la decisione del direttore di gara Alessandro Merenda di Reggio Calabria. Resta a terra il giocatore di Rosario, vediamo se è stato sanzionato il fallo oppure soltanto la rimessa laterale. Dovrebbe esserci sì, calcio di punizione, quindi presumiamo che i falli siano 3. Adesso rivediamo l'episodio con Avecino che ha proseguito la corsa, poi è finito a terra. Il cronometro segna comunque 2 falli, quindi era semplicemente rimessa laterale in favore della MA Group, che adesso avanza con Juninho, che come vedete supera la metà campo per non avere il pensiero dei 4 secondi. Rimessa in favore del Latina con Bernardez che se ne incarica quando mancano 11 minuti e 15. Scorrono ancora sul nostro serpentone, sulla nostra sovraimpressione, i risultati in tempo reale. Ricordiamo, si giocano tutte le gare in contemporanea di quest'ultima gara di andata, ultima giornata di andata. Il campionato tornerà nel weekend dopo l'Epifania tra il 6 e l'8 gennaio. In mezzo però a Natale il futsal non va in vacanza dal 27 al 29 dicembre, la prima fase di Winter Cup a cui parteciperanno tutte e 12 le squadre della Serie A, 4 triangolari da 3 squadre che verranno formati già stasera con la classifica. Proveremo nel finale di questa diretta ad abbozzare un programma. Quello che è certo è che saranno le prime 4 al termine del girone d'andata a organizzare i 4 gironi da cui usciranno le squadre qualificate alla Final 8. Jelavic, l'imbucata sporcata da Maina, attenzione alla Latina che riparte con Bernardez, se ne va da solo, serie di finte, poi lo scarico per Terenzi che riesce comunque ad arrivare sul pallone. C'è il fallo ancora una volta commesso dall'Axed Group Latina. Questo, a differenza dell'episodio precedente, viene cumulato la scorrettezza di Ugo Bernardez che mette la mano sinistra sulla spalla di Mauro Castagna. Fallo numero 3 sanzionato all'Axed Group Latina. 5 ne ha commessi la MA Group Imola. Marzio Borges, Vignoli, cambio di lato per Toni Jelavic, ancora Marzio Borges, verticale per Castagna. Questa volta si alza molto bene la difesa del Latina che costringe
l'Imola a fare in fretta e a perdere il pallone. Fuori uno stremato Andrea Terenzi, dentro nuovamente Gerardo Battistoni. 5-1 della Ciolico Gianco sulla Lazio, mentre nel big match, quello che vale il primo posto, 1-0 in favore del Pescara sul Napoli. Riparte l'Imola con Marzio Borges, 1-0 in favore degli abruzzesi di Colini, con Puzzolino che ci segnala Peppe Di Giovanni al coordinamento, che ha avuto anche la chance per raddoppiare ma ha sbagliato un tiro libero, una rarità per uno specialista come il giocatore argentino. Eccolo un altro argentino, un altro albiceleste, Sebastian Corso per Avellino. Battistoni, nuovamente Avellino. Maina prova a girarsi molto bene su Marzio Borges, pallone in mezzo, ancora Avellino! Luciano Avellino, 3-3! Che Latina, che rimonta ancora una volta! Dopo una settimana dal 3-5 al 5-5, doppietta di Avellino. Questa sera la fotocopia da 3-1 a 3-3, nuovamente Avellino si era buttato a peso morto Fabinho sul pallone per cercare di evitare il gol del 3-3. Nulla da fare per Fabinho e nulla da fare per Juninho. 3-3, tutto da rifare, doppietta di Luciano Avellino. Andiamo in panchina da Vanni Pedrini. Palla la butto fuori, è rimasta lì, pensiamo a giocare da adesso in poi. Entrano troppe palle qui dentro, ok? Non possono entrare qui dentro, vi chiedo, qui non entrano, la giocano sull'esterno, poi escono, non possiamo già essere così, non facciamoci prendere qua, ok? Continuiamo a giocare, adesso Iela cambia con Osè, senza paura, giochiamo per andare a fare gol, non giochiamo per non prenderlo, ok? Chiaro? Giochiamo, vai! E se nel primo tempo era stato un time out tattico, questo è più motivazionale. Francesco Puma a bordo campo. Sì, per sottolineare che prima Avellino è andato ad esultare in telecamera per farsi vedere anche ai tifosi, dai tifosi che stanno guardando la partita da Latina, perché ci hanno detto prima della gara che in un pub di Latina si sono riuniti dei tifosi per vedere questa partita qui ad Imola. Dice anche un te amo, abbiamo letto il labiale, poi magari ci faremo spiegare da Luciano Avellino a chi era diretto questa dichiarazione di amore. Sicuramente all'Axet Group Latina, considerando che Luciano Avellino con questa doppietta incrementa ancora il suo bottino. Sono 8 ora le reti segnate dal numero 20 della squadra di Piero Basile. Ha esultato tutta la panchina del Latina qui alla nostra destra, un gol importantissimo per come si era messo il secondo tempo. Dopo il gol al secondo e 32 di Ugo Bernardez era subito arrivato il 3-1 di Marzio Borges, e poi tra il settimo e 39 e il decimo e 28 doppietta di Luciano Avellino per la rimonta, come una settimana fa in casa col Pescara, questa sera a Imola. Attenzione, perché il Latina non sembra sazio, anche se Vanni Pedrini nel suo time out ha chiaramente chiesto alla sua squadra di non difendere, di provare a scuotersi e di andare a segnare, cercando di evitare di rimanere sulla difensiva. È chiaro che un pareggio non sarebbe da disdegnare per entrambe le squadre, però considerando che la qualificazione alla Final 8 è già archiviata sia per Pedrini che per Basile, si prova a vincere a briglie sciolte per cercare il miglior piazzamento possibile sia nella Winter Cup ma anche nel sorteggio della Final 8 di Coppa Italia. In questo momento al terzo posto ci andrebbe la Luparense, che sta vincendo 3-1 a Dosson. Qui il contrasto tra Rever Cortés e Picapau. Rever Cortés chiede al giocatore avversario di aver ammesso il tocco e quindi calcio d'angolo accordato da Alessandro Merenda di Reggio Calabria. Pallone di Revert, respinta, poi Vignoli col sinistro, esce Juninho con tutta la calma possibile, ha messo in movimento Borges! Marzio Borges! Che partita! Ancora Marzio Borges, 4-3, doppietta per Avellino da una parte, doppietta per Marzio Borges dall'altra, e questa è un Imola infinito. Come era stata grande la reazione del Latina, lo è altrettanto la controreazione dell'Imola. Marzio Borges amministra il pallone, destro secco, settimo gol in campionato per Marzio Borges, che va sotto al gruppo dei Cappellacci Matti, la tifoseria organizzata della MA Group Imola, che è di nuovo in vantaggio.
Battistoni, che partita ragazzi, che secondo tempo. Vignoli prova ad andarsene sulla destra, attenzione perché adesso è l'Imola ad avere l'inezia della gara dalla sua parte dopo che il Latina aveva reagito in maniera veemente al doppio svantaggio che era scaturito proprio con il gol di Marzio Borges. Doppietta di Avegino e adesso è arrivata la doppietta di Marzio Borges, 4-3 in favore della squadra di Vanni Pedrini, che ora non si accontenta. Vignoli, rimessa laterale. Rever Cortés, verticale ancora da Mauro Castagna che prova a spostarsi su Battistoni. Il sinistro è stato chiaramente deviato dal giocatore argentino e quando mancano 8 minuti e 23 secondi alla fine può rifiatare un po' la MA Group Imola. Calcio d'angolo che si incarica di battere ancora José Rever Cortés. Doppietta di Marzio, un gol e mezzo per Rever Cortés e mezzo per Castagna. Glielo abbiamo assegnato però dopo una lunga consultazione anche con la nostra regia che ci ha proposto tutti i replay possibili per poi arrivare alla soluzione che il gol è di Mauro Castagna, quello che aveva sbloccato il match dopo soli 30 secondi. 4-3 firmato invece da Marzio Borges, mentre il big match è sul 2-0 Pescara contro Lollo Caffè Napoli. In questo momento Pescara campione d'inverno e li vediamo qui nella nostra sovraimpressione. Bernardez, non c'è ancora aria di portiere di movimento per il Latina. 8 minuti e 5, ancora Ugo Bernardez, davanti a sé Marzio Borges, prova Bernardez, un destro alla Del Piero sul secondo palo a giro, questa volta però la porta è più piccola, la palla non gira e finisce fuori, però apprezzabile il tentativo di Ugo Bernardez, pallone fuori e sfuma una potenziale occasione in favore dell'Axed Group Latina. Qualcosa da dire da Piero Basile ai suoi giocatori. In questo momento ci sono Bernardez, Picapau, Corso e Terenzi. Gli arbitri hanno fischiato, credo la palla non fosse uscita dall'area di rigore, quindi deve rimetterla nuovamente Juninho. Rever Cortés per Mauro Castagna, perde palla, attenzione ancora al break del Latina con Bernardez, ha un muro davanti a sé formato da Vignoli e Castagna, rimessa in zona d'attacco in favore della squadra di Piero Basile. Se ne incarica ancora una volta Ugo Bernardez per Terenzi, apertura a destra per Corso, ancora Bernardez, prova a sfidare Castagna, duello tra giganti all'indietro per Sebastian Corso, poi Bernardez in angolo, si va all'indietro da Andrea Terenzi. Corso contro Marzio Borges, ancora scarico, non trova spazi il Latina. Bernardez, serie di finte su Castagna, nuovo cambio di lato, sta provando a scardinare il fortino rossoblu il Latina. Corso va sul destro e Juninho dice di no. Accorcia le distanze la Camedosson nel derby veneto contro la Luparense, il gol di Pablo Belsito, il 3-1 era stato di Onorio, Luparense sempre in vantaggio, al momento sarebbe lei al terzo posto. Ci prova Picapau, pallone sporcato e bloccato da Juninho e può ripartire ancora la MA Group Imola, lancio lungo, questa volta sbagliato, sbaglia però anche Corso. Castagna a destra per Rever Cortés, intervento preziosissimo di Ugo Bernardez che guarda il cronometro, mancano 7 minuti e 6 secondi da giocare. 4-3 Imola. Vignoli per Juninho, ci prova, attenzione con Chinchio che tenta la volée, ma attenzione alla Latina, non c'è Juninho tra i pali, Picapau ha provato il destro, si era sostituito tra i pali Igor Vignoli con una differenza sostanziale che Vignoli non poteva toccare il pallone con le mani. Juninho era fuori, ha rischiato tantissimo qui l'Imola. Juninho, rinvio lungo questa volta per Mauro Castagna che tiene il pallone favorendo una perdita di tempo leggerissima dell'Imola, però preziosa anche perché il Latina era già pronto a partire in ripartenza in contropiede verso la porta del brasiliano classe 1993. Bernardez in verticale per Terenzi, ha un po' di spazio, poi sceglie l'imbucata per Picapau, non arriva a destinazione perché c'è sempre José Rever Cortés, sporca il pallone Andrea Terenzi, c'è un cambio nel Latina, va fuori Picapau, torna Lucas Maina. Ancora secco questa sera il russo, doppietta per Avegino e gol per Ugo Bernardez. Rever Cortés perde qualche secondo, gioca col cronometro l'Imola, 6:17, poi all'indietro per Juninho che ha soltanto 4 secondi, lancio lungo verso Fabinho, lo stop di petto molto
preciso da parte del numero 11, dall'altra parte c'era già Rever Cortés che chiamava il pallone. La palla è ancora invece per Fabinho, poi Marcio Borges, pressione molto alta in questo caso, si sente un forte dalla panchina del Latina, sicuramente deve intensificare il pressing, il lancio da parte di Rever Cortés, palla che tocca il soffitto del Palacavina. 4-3 in favore della squadra di Pedrini, 5-3 invece il conto dei falli, l'Imola non può commetterne. Bernardez, destro deviato, Francesco Puma a bordo campo, non c'era deviazione. Instancabile Vignoli, perché Pedrini aveva chiamato il cambio, il capitano ha detto ce la faccio, dunque ingresso ritardato per Jelavic. Prova ad andarsene Marcio Borges, tocca per ultimo il pallone il giocatore che al minuto 11:06 ha regalato il nuovo gol del vantaggio all'Imola, quindi 4-3, firmato da il giocatore ex Bisceglie. Prova ad andarsene intanto Avecino, la tiene lì, la arpiona a mani nude Juninho. Rever Cortés, lancio lungo, forse la spizza di testa Ugo Bernardez, vediamo se gli arbitri assegnano la rimessa. No, la rimessa è del Latina e dunque sarà la squadra di Piero Basile a riprendere il gioco. 3-0 addirittura del Pescara sulla Lollo Caffè Napoli, che dunque potrebbe vedere interrotta la serie di 8 vittorie consecutive. Comunque girone andata superlativo per la squadra di Francesco Cipolla, che chiuderà al secondo posto, sarà testa di serie al sorteggio della Final 8 e ospiterà al Palacercola dal 27 al 29 dicembre uno dei 4 gironi di Winter Cup. Avecino per Terenzi, ancora Avecino, Battistoni, nuovamente Luciano Avecino, 3 argentini in campo. Maina, questa volta il passaggio è rischioso nei confronti del compagno che deve rilanciare lungo, la sponda di Battistoni per Maina, quando però il pallone aveva già superato la linea laterale. Entriamo nell'ultimo quarto di questo secondo tempo, 4:46 da giocare, siamo 4-3 in favore della MA Group Imola. Ha preso il largo la Ciolico Gianco, 5-1 sulla Lazio, squadra già sicura della Final 8, all'ottavo posto la Ciolico Gianco, aveva iniziato questo match a 13 punti, con questa vittoria non aggancerebbe nessuno a 16 perché in questo momento salirebbero a 17, no, aggancerebbe il Latina a 16, non lo aggancerebbe in caso di pareggio. Cogianco che ha vinto lo scontro diretto e dunque in caso di arrivo a pari punti a quota 16 sarebbe la squadra di Juanlu Alonso ad avere una posizione di vantaggio. Comunque non sono teste di serie entrambe alla Final 8, cambierebbe qualcosa però nel tabellone di Winter Cup che proveremo a ricostruire nel finale. Quel che è certo è che se il Pescara chiudesse al primo posto affronterebbe l'ottava classificata, quindi in questo caso proprio la MA Group Imola, e la 12ª la Futsal-Isola. Battistoni prova a sterzare, poi lo scarico per Maina, un colpo da biliardo, Lucas Maina piazza il sinistro sul secondo palo, tocca a Juninho, non basta, 4-4, eccolo qui il sigillo del Ruso. Chiede concentrazione Lucas Maina, ha vinto un contrasto Battistoni, l'apertura per Lucas Maina, da fermo, un colpo da giocatore di biliardo del Ruso. 4-4, tutto da rifare ancora una volta per la squadra di Vanni Pedrini. Al 15:45 è arrivato il pareggio di Maina. Partita veramente divertente, l'avevamo annunciata equilibrata visto il recente ruolino delle due squadre, ma dopo un primo tempo finito 2-0 la gara si è incendiata in questo secondo tempo. Battistoni in verticale per Bernardez, ora ci crede il Latina, vuole il colpaccio. Ancora Maina, l'uno contro uno con Jelavic, prova a girarsi, poi la sponda con la suola verso Bernardez. Pallone preda di Juninho. Marcio Borges in verticale per Castagna, era stata buona la sponda di Toni Jelavic. Vignoli, c'è fuori in questo momento Rever Cortés, in campo Marcio Borges. Vignoli, ancora Marcio Borges, prova a imbucare per Castagna che viene portato fuori dall'area da Avecino. Rimessa in zona d'attacco, corre velocissimo il direttore sportivo del Latina Luca Corbucci, sarà time out al prossimo possesso palla per il Latina.
Marzio Borges prova a guardare negli occhi Maina, poi all'indietro per Vignoli, ha fatto scorrere Jelavic, imbucata per Castagna, 1 contro 1 ancora con Avegino, la sponda per Marzio Borges, puntata fuori e arriverà presumibilmente il time out, minuto di sospensione chiesto da Piero Basile e andremo proprio a sentire le parole del tecnico di Martina Franca, tecnico del Latina. Corso. Ugo! Queste cavolate che abbiamo fatto adesso non esistono. Gerardo, la palla entra nel pivot, non c'è cambio. Ok, come ha fatto adesso? No, ognuno il suo. No, è inutile che guardiamo la palla. Se entra nel pivot seguiamo. Sulla palla alta del nostro portiere, lancio di Simone lungo, Luca è inutile che vai a saltare. Stiamo prendendo tutte queste seconde palle e prendo 3 contro 2. La partita sta così, dobbiamo trovare un fallo, dobbiamo fare 1 contro 1 e battere un tiro libero. Oh, ragazzi, non dobbiamo prendere contropiede, andiamo in contropiede, il contropiede deve finire, il contropiede deve finire, chiaro? Ugo che ha munito, il resto non ha munito, Okay. prendete la maglia, fate fare. Sì, l'Imola è a 5 falli dal 7° minuto di questo secondo tempo. La squadra di Pedrini ha difeso sempre a debita distanza dalla pressione degli avversari. Non c'è stata mai l'occasione per mandare la squadra di Piero Basile al tiro libero. Altre variazioni, 6-1 della Ciolico Gianco e 4-2 dell'Acqua e Sapone Unigross. In questo momento ci sarebbe la Luparense al terzo posto con 20 punti. Corso, lancio lungo nella zona di Jelavic. C'è Rever Cortés che prova la sponda per Castagna che poi vince un rimpallo. Corso in verticale per Terenzi, arriva Juninho, poi Rever Cortés, 3 contro 3, il controllo con Avegino che correttamente chiede l'intervento dei sanitari, contrasto regolare con Rever Cortés, comunque si capiscono i due, partita molto molto corretta questa sera al Palacavina. Ci sono stati 4 cartellini gialli, ma per falli di gioco non c'è stato mai un momento fuori dalle righe, merito anche della buona direzione degli arbitri. Castagna per Marzio Borges che rischia di sbagliare il controllo, poi ancora una volta Rever Cortés, 2:37 da giocare nel corso di questo secondo tempo. Castagna all'indietro per Jelavic, sbaglia il passaggio perché si è frapposto Marzio Borges, 3 contro 3, Sebastian Corso, la palla è buona, Corso e la deviazione di Juninho, la palla era rimasta in campo, mani nei capelli per Piero Basile. Vicinissimo al vantaggio il Latina, il piazzato di Sebastian Corso, l'intervento da parte di Juninho, si resta 4-4, ma che brivido per la MA Group Imola, adesso sostenuta dai suoi tifosi. Buon seguito, grande seguito invece al Latina per la partita di settimana scorsa. Si stanno innamorando del futsal i tifosi dell'Axet Group. La squadra sicuramente ce la mette tutta, considerando che sia venerdì scorso ma anche questa sera il risultato è stato rimesso in piedi da una grande rimonta. Chinchio in verticale per Battistoni, c'è Rever Cortés che interviene, non c'è fallo, chiedono il tocco con la mano, lo chiede Piero Basile, si alza la panchina, magari lo rivedremo più tardi. Marzio Borges stoppa con il petto all'indietro per Battistoni, non c'è fallo di Castagna, chiedevano nuovamente il sesto fallo i giocatori del Latina, non arriva neanche in questa circostanza. Ultimo minuto e 45, 4-4 al Palacavina. Corso sfida Vignoli, poi cambia lato per Avegino, può anche armare il destro, la deviazione di Juninho, chiedeva il calcio d'angolo, presumibilmente ci sarà, sì, il tocco è chiarissimo da parte di Juninho Devanir-Rissato. Rivediamolo qui l'intervento, aveva il braccio attaccato al corpo Rever Cortés, pallone ravvicinato, invece questo è l'intervento di Castagna, qui è più evidente, qui forse c'era il sesto fallo da parte di Mauro Castagna. Comunque difficile l'interpretazione degli arbitri. Rever Cortés per Vignoli, adesso portiere di movimento con Juninho per l'Imola. 1 minuto e mezzo, 90 secondi da giocare, da vivere col fiato sospeso. Vignoli 1-2-1 chiama la difesa Piero Basile. Rever Cortés per Juninho, in angolo da Marzio Borges per Vignoli, si torna ancora da Juninho, l'Imola insiste, 75 secondi, sempre 4-4 al Palacavina. Fabinho per Rever Cortés, non trova spazi questa volta, chiama lo schema testa,
attenzione a Juninho, prova il destro, la palla porta è vuota, c'è Sebastian Corso che non ci arriva, Francesco Puma subito a bordo campo. Vuole più rapidità nel giro palla Pedrini. Un po' prevedibile in questo caso la manovra dell'Imola, se ne è accorto Vanni Pedrini, che ora richiama in panchina Marzio Borges e rimanda in campo Toni Jelavic. Sarà rimessa in favore della MA Group. Qualche fischio e arriva anche il cartellino giallo per Sebastian Corso, è il quinto ammonito, il terzo per il Latina dopo Battistoni e Ugo Bernardez, 2 i cartellini gialli estratti all'indirizzo dei giocatori della MA Group, vale a dire Igor Vignoli e Toni Jelavic. Giallo per Sebastian Corso, numero 14, Francesco Puma ancora a bordo campo. Vignoli ha chiesto a Pedrini: mister, che facciamo? Dalla panchina: giochiamo per vincere, andiamo. La filosofia di Vanni Pedrini, vediamo se pagherà, finora lo ha quasi sempre fatto. Juninho, vediamo se alza il ritmo l'Imola, mancano 35 secondi, Vignoli in angolo, Jelavic, palla al centro, poi Fabinho di testa, nessun problema per Simone Chinchio che potrebbe anche rilanciare lungo da Terenzi. Lucas Maina per Avecino, Corso, lancio lungo a cercare Maina, poi Rever Cortés di controbalzo per Fabinho, mancano 15 secondi, Fabinho, destro fuori. A fine partita. Chinchio, pallone tra le mani, mancano 14 secondi da giocare, qualcosa meno. Finale, Came 3, Luparenze 5. Chiama la pressione Piero Basile, non vuole che sia l'Imola a giocare l'ultimo pallone di questo match. 10 secondi, vediamo se ci prova la MA Group con Rever Cortés, deve stringere i tempi la squadra di Pedrini. Jelavic per Juninho, 3 secondi, è quasi finita, Igor Vignoli ci prova, la palla calciata da Toni Jelavic sulla sirena, colpisce il polso di Luciano Avecino e forse è giusto così. Una gran bella partita qui al Palacavina, finisce 4-4, finisce con l'abbraccio tra Vanni Pedrini e Piero Basile, applausi per entrambe le squadre, parità al Palacavina, salgono a 17 punti. Sia la MA Group Imola che l'Axed Group Latina sono entrambe qualificate alla Final 8 di Coppa Italia. Adesso vedremo alla fine delle gare quali saranno i finali e cercheremo di capire la classifica sia del Latina che dell'Imola e in quale girone andranno a piazzarsi. Il finale anche da Genzano, Ciolico Gianco 7, Lazio 2, Ciolico Gianco che sale a quota 16 punti e sarà sicuramente ottava, perché l'Axed Group Latina e la MA Group Imola salgono a 17 punti. Dunque l'ottavo posto c'è la Ciolico Gianco, al 12° c'è la Futsal Isola che sta pareggiando 2-2 sul campo del Real Rieti, ma ancora non basta. Al primo posto c'è il Pescara che sta vincendo 4-1 sulla Lollo Caffè Napoli, quindi il girone A della Winter Cup al momento è composto da Pescara, Ciolico Gianco e Futsal Isola. Al secondo posto si piazza la Lollo Caffè Napoli. Adesso bisognerà vedere quelli che sono gli altri finali, tutti i giocatori del Latina sono qui a aspettare i finali, ci vorrà ancora qualche altro minuto perché su alcuni campi ancora si gioca. Noi proveremo prima di chiudere questo collegamento a darvi i finali. La Luparense dunque vince 3-1 sul campo della Camedosson e considerando la vittoria dell'Acqua e Sapone la Luparense è terza, ospiterà il girone C con il favore del fattore campo. Al quarto posto dovrebbe piazzarsi l'Acqua e Sapone Unigross con 19 punti, lasciando il Caos a quota 18, quindi l'Acqua e Sapone andrebbe a ospitare il girone D e sarebbe la testa di serie numero 4 al sorteggio della Final 8. Adesso stiamo facendo qualche calcolo in tempo reale, Luparense che sale a 20, Imola e Latina che arrivano entrambi a quota 17, la differenza reti premia l'Axed Group Latina che dunque dovrebbe chiudere al sesto posto e andrebbe a giocare il girone della Luparense. Non è ancora ufficiale, aspettiamo tutti i risultati, però Luparense al momento terza, Latina al momento sesto. C'è Francesco Puma con Luciano Avecino. Diamo anche modo al nostro Marco Calabresi di fare i suoi calcoli. Luciano, questo Latina non muore mai, non molla mai, ennesimo pareggio in rimonta, merito anche dei tuoi gol. Sì, per fortuna mi sono trovato in quelle due azioni, il primo un grande assist di Maina, il secondo un po' fortuito, però non molliamo mai, è vero, e abbiamo avuto tante difficoltà in questo ultimo periodo per
per mancanza di giocatori e il gruppo cerca di dare tutto, cerca di dare il massimo e alla fine porta dei risultati come oggi che magari in altre occasioni è una partita molto difficile da ribaltare. Lo sapevi che dal 29 ottobre voi e l'Imola fate sempre lo stesso risultato e tant'è che oggi è finito X? Sì, guarda, sono un po' matto alle statistiche. Prima di iniziare questa partita al riscaldamento stavo pensando alle partite nostre e alle partite loro che avevano vinto contro il Caos, non abbiamo vinto col Rieti, dopo di quella partita non hanno più vinto loro, uguale a noi. E complimenti a loro, sono una grandissima squadra, una squadra neopromossa che non molla mai, che corre, lascia tutto fino all'ultimo, è una signora squadra e complimenti a noi che abbiamo fatto una grande annata e anche con delle difficoltà, però la società, lo staff e la squadra, tutti andiamo dalla stessa parte e questo porta i risultati. Questi gol sono un messaggio, un segnale per la nazionale argentina? No, questi gol sono merito dei miei compagni e della squadra. E io sono sempre a disposizione della nazionale, lo so che è sempre un sogno partecipare, però io penso oggi devo pensare solo alla Latina, ai miei compagni e crescere ancora come giocatore, che ho tanto da crescere, da imparare dai grandi e quindi dobbiamo solo lavorare e impegnarci. Grazie Luciano. Marco, tu a inizio telecronaca non ci hai detto se eri bravo in matematica e allora vai con i tuoi calcoli e la tua classifica. Allora, io ammetto, fino alla terza media ero il più forte di tutti, poi da quando hanno iniziato a spiegarmi l'algebra non ci ho più capito niente, però con l'aiuto di Andrea Sabalino, direttore sportivo dell'Imola, dei giocatori della Latina, forse siamo arrivati alla conclusione. Allora, partiamo dai risultati finali. Imola Latina 4-4, Camedosson Luparense 3-5, Ciolico Gianco 7, Lazio 2, Caos Acquesapone 2-4, Pescara Napoli 5-1, Rieti Isola 2-2, ultimissimo intervento da Bordocampo, ne approfitterò e arriveremo dopo l'intervista a Simone Chinchio con la classifica completa e con la Winter Cup completa. Simone, abbiamo una dedica da fare, a te il microfono. Sì, volevo fare una dedica alla mia ragazza, amore. Vinceremo insieme tutte queste battaglie, tutti questi momenti difficili, ne usciremo fuori forti più di prima e volevo dirti che ti amo. Marco, linea a te. Non aggiungo altro, viva l'amore, viva Simone Chinchio, abbiamo la classifica, andiamola ad elencare. Allora, Pescara chiuderà campione d'inverno con 29 punti, secondo il Napoli a 27, terza la Luparense a 20, quarta l'Acquesapone a 19, quinto il Caos a 18, al sesto posto per una migliore differenza reti più 7 contro meno 5 chiude il Latina, settimo l'Imola, ottava la Ciolico Gianco a 16, al nono posto Real Rieti a 10, Camedosson e Lazio a 6, ma la Lazio è messa meglio perché ha vinto lo scontro diretto, Futsal Isola a 5. Abbiamo i 4 gironi della Winter Cup dunque. Nel girone A ospiterà il Pescara, giocheranno Pescara, Ciolico Gianco classificata ottava e Futsal Isola qualificata 12ª. Girone B, Napoli secondo, Imola settimo, Camedosson 11ª. Girone C, Luparense terza, Latina sesto, Lazio decima. Girone D, Acquesapone quarta, Caos quinto, Rieti nono. Ce l'abbiamo fatta. Quindi abbiamo il quadro completo di tutti i risultati di quello che sarà la prima fase della Winter Cup e di quelle che saranno le 4 teste di serie del sorteggio della Final 8. Pescara, Lollo Caffè Napoli, Luparense e Acquesapone si qualificano nell'urna 2. Caos Futsal, Axed Group Latina, MA Group Imola e Ciolico Gianco restano fuori Real Rieti, Lazio, Camedosson e Futsal Isola. Il modo migliore per chiudere il 2016 su Sport Italia, un 4-4 bellissimo tra due squadre che hanno giocato un girone d'andata davvero straordinario e che festeggiano meritatamente l'ingresso alla Final 8 di Coppa Italia. Dal Palacavina finisce 4-4 tra Imola e Latina. I miei migliori auguri di buon Natale a tutti i nostri telespettatori, grazie a Francesco Puma da Bordocampo, grazie a Peppe Di Giovanni il coordinamento, grazie a voi che ci avete seguito, un saluto e ancora un augurio di buone feste da Marco Calabresi.